aiuto per molti nella ricerca del lavoro. In via Jacopo Rocca a Chiavari ha aperto lo sportello Un posto nel mondo, sostenuto dalla diocesi. Negli stessi spazi anche la sede della cooperativa Golfo del Tiguglio. La ASL 4 intende mantenere la Casa della Salute di Cicagna, a dirlo la direttrice generale. L'idea è di potenziare nell'ospedaletto la presenza dei medici di medicina generale. La comunità di Sant'Anna è una famiglia viva. Il vescovo ha celebrato la festa della Santa a Rapallo. Ricordati i 50 anni di fondazione della parrocchia. Grazie alla gente, ha spiegato, si sono costruite le opere. Con la vittoria per 7-1 contro il Cavi, il San Salvatore ha vinto per il secondo anno il torneo di calcio dei Sestieri. Tanto gioco e divertimento nei giorni scorsi al Riboli di Lavagna. Buongiorno a tutti e bentornati al TG13, i temi del lavoro in apertura. La ricerca di un'occupazione è un percorso difficile sul territorio ancora per tante persone. La diocesi sostiene il progetto Un posto nel mondo, già avviato a dicembre al villaggio del ragazzo, per dare una mano a chi cerca lavoro. E questa mattina è stato aperto uno sportello analogo a Chiavari. Negli stessi locali trova spazio anche la sede legale della cooperativa Golfo del Tiguglio. Siamo andati a vedere. Un punto di riferimento per giovani e meno giovani è la speranza che ruota intorno allo sportello Un posto nel mondo, inaugurato questa mattina in via Jacopo Rocca a Chiavari. Nei locali si potranno trovare informazioni e spunti per chi cerca il lavoro e per chi li accompagna in questo cammino sempre più difficile e tortuoso. Lo sportello ha visto il sostegno della diocesi attraverso l'8 per 1000 e dell'associazione Donnando Negri Onlus. La diocesi ha capito subito che questo poteva essere una delle risposte che si poteva dare e quindi ci ha sostenuto dall'inizio. Per quanto riguarda il front office, come si dice oggi, le ore che sono disponibili per gli iscritti, 4 ore al lunedì pomeriggio le facciamo qua, dalle 14 alle 18, ma il mercoledì dalle 8 alle 12 e il giovedì dalle 14 alle 18 sarà sempre su a San Salvatore, quindi ci sarà questa doppia sede per lo sportello. Ecco. Non finisce qui, nei locali di via Jacopo Rocca trova spazio anche la nuova sede legale della cooperativa sociale Golfo del Tiguglio, anch'essa inaugurata stamani. Un sodalizio partito anni fa che conta 80 soci e dà lavoro per un terzo a persone svantaggiate. Oggi la cooperativa si è sviluppata. Sta lavorando parecchio nel campo delle pulizie. Sia all'interno delle varie strutture del villaggio che fuori, in aziende private, uffici privati e anche in luoghi pubblici. Lo sportello della cooperativa sarà aperto alcune volte alla settimana, i soci potranno sbrigare pratiche amministrative e contabili e non solo. Abbiamo ampliato i settori di intervento che vanno dalla logistica alla gestione di parcheggi anche privati, alle pulizie, alla gestione di hardware e software, naturalmente nell'interno di aziende tipo l'ASL 4 o altre attività. Il sindaco di Levi ha convocato per questa sera una seduta straordinaria e urgente del Consiglio Comunale. L'Assemblea si riunirà alle 20 negli spazi della palestra comunale. Si tratta di un appuntamento importante in quanto il Comune rischia il commissariamento se non saranno approvati gli equilibri di bilancio bocciati in occasione dell'ultimo Consiglio. Anche a Chiavari, seduta di Consiglio Comunale, l'inizio sarà alle 18:30. La Regione ha deciso di sospendere le sanzioni per le famiglie che ancora non si sono messe in regola con gli obblighi vaccinali in attesa delle nuove indicazioni del Ministero. Ad annunciarlo l'assessore alla sanità Sonia Viale, a fronte del costante aumento delle coperture vaccinali che collocano la Liguria tra le regioni virtuose. Per il vaccino esavalente, spiega, abbiamo superato il tetto del 95% degli standard internazionali. Per quello contro il morbillo è stata raggiunta la soglia del 93,6%. Cambiamo tema, il nostro focus sulla crisi della Fontanabuona tra aziende che chiudono e spopolamento oggi prosegue con uno sguardo alla sanità. La ASL 4 non intende depotenziare la Casa della Salute di Cicagna, il cosiddetto ospedaletto, anzi in previsione c'è il rafforzamento di alcuni servizi. A dirlo la direttrice generale Bruna Rebagliati. L'intervista. Quali sono le intenzioni dell'ASL 4 sull'ospedaletto di Cicagna?
L'Ospedaletto di Cicagna svolge un ruolo strategico per il territorio della Val Fontana Buona. Le intenzioni della ASL sono sicuramente di un mantenimento ma anche di una valorizzazione. Noi abbiamo assolutamente concentrato all'interno tutte le attività che sono proprie della Casa di Salute, che erano già definite dalla normativa ministeriale vecchissima e che noi lo chiamiamo Ospedaletto di Cicagna, ma di fatto è una casa della salute, perché nella casa di salute si concentrano tutte le attività sanitarie e sociali, ma tutte le attività distrettuali che riguardano le cure primarie e quindi la continuità assistenziale, il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta, tutti gli specialisti ambulatoriali, ma anche gli sportelli integrati. Noi all'interno dell'Ospedaletto di Cicagna oggi garantiamo una copertura di quasi 24 ore al giorno su 7 giorni alla settimana. È una realtà importante sulla quale abbiamo previsto un piano di adeguamento strutturale e impiantistico nel marzo scorso, proprio nell'ambito del percorso di rinnovo dell'accreditamento istituzionale dell'azienda, e sicuramente è una struttura importante perché copre un territorio di circa 8.300 abitanti. Mantenimento dei servizi, si pensa anche a un potenziamento? Sicuramente mantenimento, abbiamo fatto un importante investimento sulla sicurezza della guardia medica, stiamo lavorando con i medici di medicina generale per potenziare la loro presenza grazie a una richiesta che è stata accolta dal Comitato dei Medici di Medicina Generale, per cui oggi già abbiamo 2 medici di medicina generale e un pediatra di libera scelta che coprono il servizio, ma riusciremo, stiamo proprio lavorando per questo, per potenziare la presenza del medico di medicina generale, che già è una presenza importante e che insomma certo che c'è una costante attenzione a garantire le necessità del territorio. Cronaca, un privato brucia delle sterpaglie all'interno della sua proprietà ma rischia di provocare un incendio di bosco. È successo ieri a Collodari di Recco. Il rogo si è infatti esteso a dei manufatti esterni all'abitazione e ad una parte della boscaglia sottostante. Vedete le immagini. Sul posto 3 squadre dei vigili del fuoco e i volontari antincendio boschivo. Sono intervenuti anche la polizia locale, i carabinieri forestali e, per precauzione, il 118. Ora l'informazione religiosa, veniamo in diocesi. Nel giorno della festa di Anna e Gioacchino, genitori di Maria, la comunità di Sant'Anna a Rapallo ha celebrato la Santa Titolare. Nell'omelia il Vescovo si è soffermato sui 50 anni della fondazione della parrocchia. Alla conclusione della messa è stato benedetto il sagrato. Vediamo. La comunità di Sant'Anna a Rapallo è una famiglia viva. Il Vescovo, celebrando la festa della Santa, ha ricordato i 50 anni di istituzione della parrocchia. Oggi, dice, ringraziando il Signore, raccogliamo i frutti di un lungo cammino che ha portato alla nascita della nuova Chiesa. Ma, spiega, è grazie alla comunità che si sono potute realizzare le opere. Proprio perché c'è stata passione, partecipazione, impegno. Ecco, credo che questo dia al motivo una grande soddisfazione. Ricordando i genitori di Maria, l'invito finale del Vescovo è stato quello di custodire la famiglia secondo il disegno di Dio. Al termine della messa è stato benedetto il sagrato, che ora avrà la denominazione toponomastica di Piazzale Sant'Anna. Alla celebrazione, tra gli altri, c'era anche chi questi 50 anni di cammino della parrocchia li ha vissuti fin dall'inizio. Quando ho iniziato la prima sparata, la prima festa, mi ero fatto aiutare lì in un piazzale. Adesso invece abbiamo un corpo nutrito di giovani che si danno da fare, quindi questo fa ben sperare. Adesso che abbiamo la nuova chiesa, quest'anno il 50°, ci siamo dati molto più da fare del solito, anche se ci diamo sempre da fare. In serata la processione per le vie del quartiere. In questi giorni c'è anche la possibilità di visitare la mostra che presenta pannelli con la storia della comunità, da quella cappellina stradale del 1629 sino alla costruzione di oggi. Mi piace sottolineare solamente i vari passaggi, quelli da quando la chiesa è diventata troppo piccola nella sua vecchia cappellina e quindi si è trasferita nel prefabbricato che le autostrade avevano lasciato sul territorio, e poi quando si è trasferita in quello che era una situazione provvisoria che è durata fino a un paio d'anni fa, quando è stata scelta la sede della nuova parrocchia in quest'area della ex Salem, che ha portato un risanamento complessivo a tutta la città. Veramente c'è stata un'altra grande svolta. Da questa sera e sino al 29 luglio il Circolo Amici di Sant'Anna organizza 3 serate di festa negli spazi di via Trescalini. La conclusione dei festeggiamenti domenica 29 luglio con la presenza del Vescovo di Savona Noli, Monsignor Calogero Marino, che presiederà la messa delle ore 11.
Nella parrocchia di San Giacomo di Corte a Santa Margherita Ligure entrano nel vivo le celebrazioni per la Madonna della Lettera. Domani, sabato 28 luglio, vigilia della festa, alle 10:30 l'offerta dei fiori alla Vergine da parte dei bambini, alle 21 la messa. Domenica il Vescovo presiederà la messa solenne delle ore 10 del mattino, alle 21 la processione per le vie del quartiere. La compagnia teatrale dei Senza Pretese di Sesti Levante propone un nuovo appuntamento sabato 28 luglio. Domani alle ore 21 al Teatro Caritas di via Marana a Chiavari sarà proposta la commedia in dialetto genovese Ghevo un po' de fantasia. Sarà una serata speciale perché le offerte raccolte saranno devolute a sostegno di Teleradio Pace. Un grazie dunque agli attori che da tempo stanno preparando la messa in scena di questa commedia con un pensiero alla nostra emittente. Rimaniamo in ambito culturale, parliamo della musica portatrice di messaggi di integrazione che ci permette di comprendere la diversità e a ciascuno di avere un posto all'interno della società. Queste sono state le motivazioni alla base dell'esibizione di un giovane, Nicolò Pagliettini, e del coro Mani Bianche al Centro Benedetto Acquarone di Chiavari. Pagliettini ha cantato alcuni classici della musica italiana insieme a brani del suo repertorio e il coro lo ha seguito interpretando le parole delle canzoni attraverso la lingua dei segni. Siamo andati a vedere. Questa sera è stata una serata davvero di luce, di speranza, di vita, di invito all'integrazione, ad accogliere la diversità e la reciprocità. Questi bambini ci hanno trasmesso un grande messaggio di vita, i testi delle canzoni, la musica, ma la presenza di questi bambini che hanno imparato la lingua dei segni e ce la fanno quasi imparare, insomma, guardandoli, con quella disinvoltura, l'amore alla vita, quella, diciamo, diversità anche uno dall'altro, e sono tanti, è bello perché sta crescendo il movimento. E allora, quando noi saremo nel buio, quando c'è tempesta, ricordiamoci queste mani bianche che sono un segno di luce e di vita. Nicolò, la tua prima al Benedetto Acquarone. Guarda, è stata una bella serata, devo dire un po' un esperimento, un piano zero anche per noi, perché era la prima volta che ci esibivamo in questo posto, però soprattutto vedere la felicità di ragazzi che sono qui in questa struttura è la cosa che poi ti ripaga anche di sacrifici, anche se noi abbiamo una grande fortuna che cantando, portando messaggi ci divertiamo, però comunque tutto è più bello quando c'è un contorno di felicità e di gioia come questo, e soprattutto quando c'è un ambiente predisposto nel raccontare i messaggi sociali che vogliamo cercare di portare avanti con le nostre canzoni. Il silenzio a chi dona l'amore che ha dentro, che sia benedetta. È la magia della musica che è in grado di raccontare delle storie, e allora vogliamo essere un po' portavoce in questo senso, sia con delle cover, quindi canzoni di altri, che con brani inediti, portare avanti dei messaggi molto spesso di integrazione e di cercare di andare al di là dell'apparenza delle persone, dare a tutti la possibilità di essere se stessi e di avere un ruolo in questa vita. E ora andiamo a Lavagna, che di recente ha ospitato il torneo di calcio dei Sestieri, organizzato per il terzo anno consecutivo con una formula rinnovata e con la regia del CSI. L'iniziativa, prologo ideale alla torta dei Fieschi, si è svolta allo stadio Riboli. In finale il San Salvatore ha battuto il Cavi 7-1. Sentiamo. San Salvatore si è aggiudicato anche quest'anno il torneo di calcio dei Sestieri di Lavagna. L'iniziativa, curata dal CSI, ha visto la partecipazione di numerosi giovani scesi in campo allo stadio Riboli. Buona la qualità del gioco, così come lo spirito leale e sportivo. Il ruolo delle bambine è stato fondamentale nella categoria Young, perché ricordo che queste bambine sono partite 3 anni fa col nostro amico Charlie Oneto, che abbiamo ricordato con una targa, purtroppo prematuramente mancato. Queste bambine sono partite 3 anni fa quasi impaurite, invece quest'anno dopo 3 anni di calcio hanno fatto quasi la differenza. Ricordo che il loro gol vale doppio e quindi in qualche partita è stato determinante. La gente non è mancata sugli spalti. Ovviamente quando si tratta di calcio giovanile con i bambini, i genitori non mancano mai e tifano forte per i loro bambini. Poi voglio dire, noi del centro sportivo siamo molto contenti di poter fare queste cose per i bambini. Il torneo dei Sestieri affonda le radici nel passato, poi la manifestazione si è interrotta per riprendere 3 anni fa sotto la guida del Centro Sportivo Italiano.
Non è facile portarlo a termine, dicono gli organizzatori. Il torneo si costruisce durante l'anno con varie riunioni, con il coinvolgimento dei ragazzi e con la solita passione, capace di trasformare la fatica in un sogno realizzato. Tanti ragazzini coinvolti. Tanti ragazzini coinvolti e quest'anno soprattutto è stata una formula azzeccata perché tutti i ragazzini appartenevano praticamente al loro sestiere e quindi diciamo c'è stato un nutrito campanilismo che non guasta. Ecco. Finale Cavi San Salvatore, ha vinto San Salvatore ma il risultato non conta. Sì, il risultato non conta, sappiamo tutti che San Salvatore fa parte, è un sestiere diciamo di Lavagna, parlando ovviamente di gruppo storico dei sestieri, ha vinto il migliore. È il momento della rassegna stampa, vediamo i titoli dei quotidiani in edicola quest'oggi, poi le ultime novità. Avvenire titola Mattarella, l'Italia non sia Far West, a Roma sgomberati i rom in un altro campo, il capo dello Stato ricorda la bimba ferita nella capitale ed esorta a recuperare il senso di responsabilità e a governare il linguaggio. Tutti gli eccessi del turismo, Venezia fa la cavia ma resterà una città aperta. Fontana conferma, il ministro della famiglia dice no alla surrogata e alle registrazioni, contrasti con il Movimento 5 Stelle che si dissocia. Fondi PON alle paritarie, arriva il sì di Bruxelles nella scuola e poi padre Ahmel ci ricorda che tutti siamo fratelli, 2 anni fa l'eccidio in Normandia. E poi vediamo in Spagna, Ceuta, scontri alla barriera, 600 sfondano, all'interno di Avvenire, scontri e feriti, boom di arrivi in via mare nello stretto di Gibilterra. Spagna in piena emergenza, mai un tentativo così massiccio di attraversare il confine, il sindaco di Cadice, stiamo diventando una nuova Lampedusa, 1300 persone arrivate negli ultimi 3 mesi. E veniamo al secolo XIX, la TAV non si farà più. Conte dà l'ok al Movimento 5 Stelle, ma la Lega non ci sta e il sottosegretario Rixi dice Terzo Valico e Torino-Lione fondamentali, basta tagliare i costi. Prima spaccatura nel governo giallo-verde, soprattutto sull'alta velocità. E poi l'ospedale in cui era ricoverato ed è morto Marchionne era ammalato da 1 anno, a noi non era noto, dice la FCA. Crescita lenta e meno iscritti a Facebook, crolla il titolo a Wall Street, bruciati 120 miliardi. Binario unico per 70 treni sulla linea Genova-La Spezia, interventi in 2 gallerie proprio a Genova, vicino a Brignole. Rapallo in funivia sotto le stelle a Montallegro. Vediamo nel Levante il Tigullio by night visto dalla funivia di Rapallo che dà via alle corse notturne. Il sindaco Bagnasco, panorama veramente bellissimo, eseguite prove tecniche e simulazione di un soccorso. Massimo Cacciari annullato, ma al suo posto arriverà presso il santuario di Montallegro l'attore regista Michele Placido. Collina e pattinaggio per mitigare l'impianto del nuovo depuratore. Ieri riunione fiume a Sestri Levante, l'ipotesi cui l'amministrazione sestrese sta lavorando con i tecnici di Iren e 2 architetti paesaggisti. E sul fronte della depurazione, sconto in bolletta per i chiavaresi a causa del depuratore fuori uso. Gli aggiornamenti dalla redazione con Giacomo Rizzi. A te Giacomo. Grazie Maurizio, abbiamo 2 notizie dalla redazione. I carabinieri di Chiavari hanno arrestato ieri un 25enne senza fissa dimora, sorpreso a rubare alcuni capi di abbigliamento all'UVS di Chiavari. Il giovane, pregiudicato, è in attesa di rito direttissimo. I carabinieri di Santa Margherita Ligure, invece, hanno arrestato ieri sera un uomo di 30 anni, eseguendo l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Genova. Per l'uomo 8 mesi di reclusione a causa di reati contro il patrimonio e la persona. Dalla redazione è tutto. Bene, grazie Giacomo, siamo in conclusione. Vi ricordo oggi pomeriggio a partire dalle 15 l'inaugurazione in diretta sul canale 15 di Telepace dell'Expo dell'Alta Val Trebbia. Le nostre telecamere dunque trasmetteranno nella zona del Bosco di Giaia di Rovegno. Ne parleremo poi in occasione del telegiornale serale alle 19:15 con Tigullio Oggi. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.